Al comizio di apertura del candidato alla regione Nello Musumeci era presente anche l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che ha deciso di sposare politicamente il progetto di centrodestra di Musumeci e Savarino, che ha avuto modo di conoscerlo meglio durante il suo mandato di presidente della Commissione regionale antimafia, essendo l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo vicepresidente della stessa. Margherita La Rocca Ruvolo sarà candidata nella lista dell'UDC di centrodestra che fa riferimento all'onorevole Cesa, poiché lo stesso UDC qualche mese fa si è spaccato in due. Una corrente, quella che fa capo a Casini e del siciliano D'Alia, hanno deciso di sostenere il centro-sinistra con il candidato Micari e Renzi a Roma. L'altra, quella di Cesa, invece appoggia il centrodestra con Berlusconi a Roma e Musumeci in Sicilia. L'UDC di Cesa presenterà una sua lista forte di tanti parlamentari e di ex siciliani che cercheranno di superare lo scoglio del 5% imposto per una presenza parlamentare a Sala d'Ercole, cosa non molto difficile considerando anche il valore aggiunto che porta il simbolo dello scudo crociato Libertas. Mi ricandido con Nello Musumeci, la scelta è una scelta consapevole, è una scelta che ho fatto in maniera ragionata. In questi ultimi 2 anni e mezzo, da quando sono entrata in commissione antimafia come vicepresidente, ho avuto modo di apprezzarne anche le capacità proprio come presidente della commissione, oltre che nei 5 anni come collega in assemblea. E quindi io dico in questi giorni con Nello Musumeci senza se e senza ma. Ho mantenuto la mia posizione centrista, quindi come centro con l'UDC che sostiene Nello e col presidente Musumeci. Mi auguro che questa sia una di quelle battaglie in cui per una volta ritorni al centro la Sicilia e i siciliani, dove si possa nuovamente programmare, pensare a questi dati ultimi di questi giorni circa i dati sulla disoccupazione che dovrebbero farci veramente riflettere e tremare, e quindi sono qui per spendermi per la mia provincia e per questa regione che tanto amo. Io devo dire, già 3 mesi fa ero stata a Porta di Ponte quando lui è venuto ad Agrigento, e in quella sede sono venuta con la libertà che mi caratterizza, con le scelte che ho fatto da sempre nella mia vita, e quindi per me Nello Musumeci era il candidato ideale. Quindi voglio dire, sono contenta che poi alla fine si sia trovato l'accordo per convergere tutti su di lui, e oggi la battaglia è dare alla Sicilia un timone adeguato per traghettare questa terra verso soluzioni che fino ad oggi non sono arrivate.